Grande successo per Little Run, la corsa del 26 dicembre. Quanti partecipanti, ma soprattutto come è andato il ricavato? Partecipanti, sai, per noi è sempre un numero da indovinare. Posso dirti che erano veramente tanti. Quelli che se ne intendono dicono che potrebbero essere state 3.000 persone. Io so di aver visto tantissima gente felice, tante famiglie, tanti bambini. L'atmosfera era veramente bella, la giornata era bellissima, avevamo il sole, avevamo la neve sulle nostre montagne e siamo riusciti a raccogliere anche quest'anno una cifra importante, una cifra che darà modo di fare tante attività agli ospiti del piccolo rifugio, 20.785 euro. Quanto è bello vedere tanta solidarietà nel nostro territorio. È una cosa meravigliosa vedere tutte le persone, tutti i singoli cittadini che rispondono a questo appello e è una soddisfazione per l'intero territorio dove vengono appunto raccolte queste importanti somme di denaro che poi servono per fare tantissime bellissime attività all'interno del piccolo rifugio. Voglio ringraziare tutti coloro che collaborano alla riuscita di questa iniziativa, soprattutto gli ideatori Alessandro Padovan e Deborah Denardi. Voglio ringraziare Scuola di Maratona per il supporto, tutti gli sponsor, tutte le associazioni che hanno partecipato e quindi un appuntamento al prossimo anno. Anche quest'anno Scuola di Maratona al fianco del piccolo rifugio. Diciamo che per noi è una tradizione, un onore poter partecipare attivamente a questo tipo di manifestazioni di solidarietà perché per noi sono uno delle mission che abbiamo all'interno di Scuola di Maratona. È chiaro che l'organizzazione necessita di una grande partecipazione e quindi io ringrazio sempre i volontari, ma vedendo i risultati credo che sia un volano che la Little Run si porta dietro, che continua ad alimentare e che avrà sicuramente ancora più successo nei prossimi anni. Quanto è bello far passare così tanta gente all'interno del piccolo rifugio e vedere anche gli ospiti felici di questo passaggio. Beh, forse è la cosa che più ci fa piacere perché tantissime persone con l'occasione sono venute a conoscenza appunto del piccolo rifugio e tante persone si fermano a chiedere informazioni, a conoscere, a risalutarli perché magari ogni anno passano, ormai è diventato l'appuntamento fisso trovarsi qui dentro e è bello far passare proprio anche Vittorio Veneto, i cittadini, tutti quelli che partecipano all'interno della casa del piccolo rifugio per far vedere insomma dove stanno, far vedere la struttura e anche loro perché tanti vengono a fare la camminata, alcuni ovviamente non possono però sono sempre qui che li vedono e che aspettano con gioia la giornata della Little Run. Appena abbiamo saputo quest'anno ci siamo mossi subito, quindi la nostra piena fiducia quando sentiamo questa notizia della ripetizione della Little Run ci fa capire quanta generosità diamo per ormai assodata per il piccolo rifugio sia da parte del comune ma di tutte le associazioni territoriali qui limitrofe, insomma, ecco. Come verranno impiegati i fondi raccolti dalla Little Run? Prima di tutto siamo già partiti con il laboratorio teatrale che è un'esperienza che si ripete ormai da molti anni e che vede, grazie all'apporto del Centro Teatrale da Ponte, del CSV di Treviso e Belluno, la possibilità di mettere in scena la professionalità di Silvio Pasqualetto e gli studenti con il loro essere frizzanti delle scuole locali che vengono a mettere in piedi un percorso teatrale con i nostri ospiti. Un altro laboratorio è quello del progetto Benessere, che verrà gestito anche quest'anno dal dottor Pozzi e che prevede trattamenti craniosacrali, quindi una tecnica particolare. Poi abbiamo da anni la collaborazione con Mirua, che è un'associazione che fornisce l'attività di pet therapy, è friulana, e la musicoterapia, anche questa da anni che va. Quest'anno siamo riusciti a raddoppiarla proprio per una richiesta degli ospiti stessi. La musica è un linguaggio universale, produce sia nell'ascolto come nella produzione del suono e sono stati gli ospiti stessi a richiedercelo, quindi per noi era importante dare un segnale di ascolto anche di quelli che loro sentono i benefici più grandi e quindi abbiamo deciso di raddoppiare l'esperienza della musicoterapia.
Partirà per la prima volta poi un laboratorio artistico con il Liceo Munari, dove vorremmo riuscire con varie tecniche e vari materiali a produrre dei piccoli oggetti che possano diventare motivo di dono nei confronti dei nostri ospiti. L'arte è emozione, ma l'arte è anche capacità cognitiva di portare a termine un percorso. Poi quest'anno siamo riusciti a far partire un approccio al mondo della fotografia grazie all'artista che ci ha disegnato gli scaldacollo e che prima di Natale è venuto a passare una giornata. Abbiamo allestito questo salone che voi vedete come un set fotografico dove i nostri ospiti sono stati protagonisti per un giorno. Non volevo dimenticare l'associazione Lucia Schiavinato, che è una risorsa fondamentale, e una parte del raccolto ogni anno è sacrosanto darla per i soggiorni estivi, per le gite e per quei weekend alternativi per chi non può fare un soggiorno molto lungo in località vicine a noi. Qual è il vostro grazie? Il grazie è a quelli che sicuramente ci aiutano quel giorno. Io continuerò sempre a dire che il grazie va a chi poi durante l'anno si occupa di accompagnare, di aiutare, di far fare attività a queste persone. Noi siamo veramente una piccola goccia, però è anche vero che le piccole gocce formano il grande lago, no? E quindi noi speriamo di farlo sempre più grande.